Dopo la laurea universitaria a Torino mi sono spostato a Barcellona, dove ho iniziato a lavorare col cibo. Ho lavorato per una fondazione che si chiama Ciudadanía Multicultural per un progetto sociale chiamato Mescladis e sono stato il formatore della parte teorico e pratica con collettivi in rischio di esclusione sociale quali immigrati, prostitute, homeless, eccetera, e l'obiettivo dell'associazione era lavorare determinati aspetti appunto per favorire l'inclusione sociale attraverso il cibo, quindi il cibo come potente strumento di trasformazione sociale. Grazie a questa esperienza ho lavorato poi presso un'altra organizzazione sempre a Barcellona che si chiama APIP, che lavora principalmente col collettivo donne e donne vittime di tratta, e sempre là ho fatto il formatore, ho coordinato il progetto sociale appunto per le donne dell'organizzazione. Dopo la Spagna mi sono trasferito in Australia, in cui ho continuato diciamo a sviluppare la parte più tecnica legata al cibo, quindi ho lavorato e ho fatto da manager in vari locali, soprattutto a Melbourne, e quindi da lì è nata poi la passione anche non solo degli aspetti socioculturali legati al cibo, ma anche dei processi appunto produttivi e di trasformazione. Dopo anni da vegetariano, qualche anno fa sono diventato vegano e la cosa quindi esclude tutti i prodotti di origine animale, in particolare i formaggi ai quali ero particolarmente affezionato e mi piacevano un sacco. Per cui, diciamo, per ovviare a questa mancanza, ho iniziato a esplorare il mercato, cercare di capire che prodotti, se ci fossero dei prodotti, delle alternative vegetali ai formaggi valide. Avendo un riscontro negativo mi sono deciso a iniziare appunto a produrre i primi prototipi. Vegus vuole essere un po' il centro di riferimento per quanto riguarda il mondo dei formaggi vegetali, non solo in Sardegna ma anche in Italia e in Europa. Quindi diciamo i business core, no? Gli assi di lavoro dell'azienda sono la formazione, che avverrà sia online che in presenza attraverso dei corsi monografici o dei percorsi formativi diciamo professionalizzanti più completi. La vendita appunto di formaggi spalmabili, stagionati, erborinati, grattugiati eccetera, sia nel mercato regionale che nazionale che internazionale, e poi la parte di forniture, quindi il supporto non solo educativo ma anche proprio materiale per chi i formaggi vegetali li sta facendo, quindi per aziende ma anche per privati e per cuochi che vogliono muovere i primi passi nel settore. Offriremo tutto il necessario per l'autoproduzione, quindi batteri, muffe, strumenti e accessori. Per me creare alternative vegetali ai formaggi non solo è un modo per supportare la mia scelta etica in difesa degli animali, ma è anche come dire, stare al passo coi tempi e soddisfare le esigenze appunto di una popolazione in costante cambiamento. I prodotti, ma soprattutto i clienti Vegu, non sono solo vegani, ma sono abbastanza, come dire, eterogenei, quindi persone intolleranti al lattosio che in questo momento vedono limitarsi la gamma di prodotti a cui possono accedere, ma anche curiosi, insomma, di una gastronomia che si mette in discussione e che cambia col tempo. Al momento ci sono io come fondatore e anche produttore di formaggi. Mi sta iniziando ad affiancare una ragazza sempre sarda nella parte di produzione in laboratorio, e ho un fotografo e video editor che mi dà una mano per quanto riguarda appunto la parte media e produzione appunto di materiale audiovisuale. In questo momento Vegu è ancora dentro un processo di incubazione aziendale, e quindi stiamo ancora ultimando tutto ciò che ha a che vedere con minimizzare al massimo possibili errori che
possiamo commettere in una fase successiva dell'azienda. Stiamo concludendo una fase di testing su consumatori sardi che è durata 2 anni e mezzo e siamo praticamente pronti per iniziare questa avventura e immergerci nel mercato. Il discorso della pandemia da un lato può far paura perché come dire, anche il potere d'acquisto apparentemente è diminuito nella popolazione sia italiana che europea, ma il fatto che facciamo prodotti genuini e che rappresentino anche un luogo e un'area che è strettamente legata a materie prime d'eccellenza e quindi anche a uno stile di vita più sano, più a contatto con la natura, questo diciamo non ci fa paura, ma crediamo che la pandemia abbia spinto un po' le persone a riquestionarsi queste cose. Il primo formaggio vegetale lo feci a Barcellona intorno al 2011-2012, quando non c'erano praticamente nessun tipo di riferimento neanche online, erano pochissime le ricette ed eravamo in pochi a iniziare appunto questa esplorazione in questo mondo. Dopodiché in Australia e anche a Berlino ho fatto qualche corso di formazione e sono tornato in Sardegna un po' per un richiamo, come dire, viscerale alla mia terra d'origine. E ho capito fin da subito che non ci sarebbe stato posto migliore per fondare Vegu e farlo diventare un po' rappresentante di un'area che è destinata a scomparire nei prossimi anni, ma che in realtà ha un potenziale inespresso molto grande. Vedrei il Vegu innanzitutto con una sede centralizzata in Sardegna. Dopodiché bisogna capire se quando apriremo al mercato internazionale sia più favorevole fare delle spedizioni internazionali dalla Sardegna con le limitazioni che si ha appunto di essere in un'isola, oppure se si può valutare insomma la possibilità di avere dei pop-up esteri, quindi che ne so, un pop-up in Olanda, uno in Spagna eccetera, dei piccoli laboratori di produzione che permettono una produzione decentralizzata in questi paesi e quindi una presenza capillare in tutta Europa. L'idea imprenditoriale Vegu si sviluppa attorno a tre aspetti innovativi. Uno è quello socioculturale, perché propone sul mercato sia regionale che nazionale che in futuro internazionale un prodotto ad alto contenuto, sia culturale che sociale. Il cibo infatti è un elemento imprescindibile della cultura e la linea Vegu realizza un modello di riferimento per quanto riguarda valori di sostenibilità e salute. Il secondo aspetto è un'innovazione invece di prodotto, perché crea e sviluppa una nuova linea di prodotti che rientra in una tipologia già esistente di prodotti chiamati formaggi vegetali o alternative vegetali ai formaggi. E ci caratterizziamo per l'introduzione di nuove ricette e per l'impiego di ingredienti che spesso sono sottoutilizzati. Il terzo aspetto innovativo invece è l'innovazione di processo e di filiera. Proponiamo quindi un'innovazione di filiera attraverso la produzione di prodotti innovativi e con sistemi che permettono una tracciabilità della filiera. Questo ci permette di far rientrare Vegu all'interno di un circuito di aziende che sviluppano un modello innovativo a 360 gradi. L'idea è quella di prendere spunto da processi e metodologie presi dalla tradizione, ok? Che vengono però applicati a una base vegetale. Questa base vegetale dipende un po' dai prodotti che si vogliono creare, ok? Quindi si utilizza il riso, si utilizzano le mandorle, si utilizzano gli anacardi, sto sviluppando in parallelo un prodotto, una linea di prodotti che utilizzano le ghiande. In Sardegna poche persone sanno che le ghiande sono commestibili, ma la Sardegna insieme al Giappone è uno dei pochi paesi al mondo che ha utilizzato le ghiande in ambito gastronomico fino a pochissimi decenni fa. Beh, sicuramente un litro di latte animale, vaccino, vino, insomma quello che ha un prezzo nettamente inferiore rispetto a un latte, quindi a una bevanda vegetale, che ne so, di mandorle, di anacardi.
Quindi c'è un po' un dislivello di materie prime che sono spesso difficili da reperire, in alcuni casi sono locali, in altri casi sono un po' più difficili da reperire, hanno un costo maggiore e soprattutto non siamo arrivati ancora a un livello di standardizzazione dei processi. Quindi adesso in questo momento sto provando a settare un po', a standardizzare alcune metodologie, alcuni processi, però si basa sempre sull'esperimento, ok? Quindi di 50 esperimenti probabilmente 20 vanno bene, soprattutto in una fase in cui si stanno sviluppando nuovi prodotti. Per quanto riguarda i prodotti che sono stati consolidati, che sono consolidati da tempo e che abbiamo offerto appunto nella fase di testing, quelli sono stati mediamente chiuse, quindi le ricette e le formulazioni, e sono stati definito il processo e le metodologie migliori. A differenza di tutti i pronostici, abbiamo riscontrato entusiasmo, positività in tutti gli ambiti, quindi non solo negli ambienti prettamente vegani o comunque green o comunque attenti a determinate dinamiche, ma all'interno di tutti gli ambienti in cui ci siamo mossi abbiamo solamente trovato dei riscontri positivi e questa cosa ci dà forza, insomma, per andare avanti. Abbiamo avuto una risposta super positiva sia per quanto riguarda l'attività B2C, quindi business to customer, quindi verso la vendita che abbiamo fatto verso clienti finali, ma anche B2B, business to business, con l'idea quindi di come dire, creare nuove sinergie con attori locali già presenti nel territorio, per esempio il settore Horeca, quindi chi ha pizzerie, ristoranti, hotel, in un'ottica di collaborazione continuativa e futura. In Sardegna le difficoltà sono presenti ogni giorno. Si tratta, credo che fare impresa e fare azienda nel 2021 sia una scelta abbastanza, coraggiosa. Quindi le difficoltà esistono e bisogna avere una certa flessibilità, in quanto se resistiamo al cambio e ai cambi di scenario ci spezziamo, quindi bisogna essere iperflessibili per riuscire a divincolarci per esempio tra i 1000 cavilli di una macchina burocratica veramente lenta e soprattutto con l'aggravante tra virgolette di fare un'impresa nel settore food. L'Italia è uno dei paesi al mondo con una legislatura più restrittiva e più attenta ai dettagli per quanto riguarda il cibo. Fare innovazione in Sardegna è altresì, coraggioso, ma ci sono molti ambiti inesplorati, ok? Quindi spesso aprendo una porta si apre in realtà un portone molto più grande, perché per quanto riguarda alcuni settori è stato fatto poco e niente, quindi diciamo che da un lato non si hanno riferimenti né maestri né esempi da prendere in considerazione, dall'altro invece abbiamo tutto uno scenario da costruire da zero e quindi possiamo giocare di più e avere uno spazio d'azione maggiore. L'innovazione anche per me è sicuramente strettamente legata all'innovazione di processo, all'innovazione di filiera, all'innovazione di prodotto, ma la vera innovazione probabilmente, per quanto mi riguarda, è quella di riuscire a autogenerare reddito in un'attività che gestisco in prima persona ed essere in grado un po' di superare quell'idea vecchia che il lavoro sia noioso, pesante e che non porti nessun beneficio a parte quello economico. La mia sfida è che appunto l'idea che ho di innovazione per quanto riguarda la mia azienda è quella di avere un lavoro che rispecchia i miei principi, i miei valori, la mia etica e che sia in grado di offrire anche in futuro dei posti di lavoro altrettanto etici a delle persone che si avvicinano agli ideali e ai valori di Vegu. Effettivamente la vera innovazione per me è essere sostenibili, ma non sostenibili che si usano solo materiali ecosostenibili, sostenibili nel senso che deve essere sostenibile, deve essere in linea con uno stile di vita, una routine
sostenibile appunto e non con ritmi esasperati, con corse. La speranza è quella di non avere quell'ansia per cui vado al lavoro perché poi spero di avere tempo libero per fare le cose che mi piacciono, no? Ma in un certo senso le cose che mi piacciono vorrei che fossero in linea col lavoro, di modo che poi uno è più contento anche, no? L'idea di fondare Vegu nel centro della Sardegna, a Sorradile, in un'area che è destinata a scomparire nei prossimi 20 anni, non è un caso, perché dietro Vegu c'è un altro sogno più grande, che è quella di dare una nuova possibilità a queste zone, a queste aree interne in via di spopolamento. Quindi l'idea è che insieme a me ci siano altri giovani che sono disposti a scappare dalle città per scegliere uno stile di vita appunto più lento e che siano disposti a creare e a mettere in pratica in campo dei progetti innovativi in un'area che altrimenti è destinata a scomparire.